La squadra mobile di Caltanissetta, con l'ausilio della squadra mobile di Parma, ha dato esecuzione oggi a 4 ordinanze di applicazione di misura cautelare in carcere emesse dal GIP del Tribunale di Caltanissetta su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia presso la Procura della Repubblica. Sono finiti così in carcere Grazio Ferrara, 39 anni, avvocato del Foro di Gela, Benedetto Rinzivillo, inteso come Peppe Ocurtu, di 55 anni, imprenditore gelese, attivo nel commercio delle carni, il Giuseppe Incorvaia, un imprenditore di Licata in pensione, di 73 anni, quindi Emanuele Zuppardo, 62 anni, di fatto domiciliato a Parma e sottoposto attualmente alla libertà vigilata. Tutti sono accusati di associazione mafiosa aggravata dall'essere armato e di aver fatto parte di Cosa Nostra, clan Rinzivillo. L'attività investigativa, che si è conclusa con gli arresti di oggi, costituisce una costola dell'operazione Extra Fine, che portò all'arresto il 4 ottobre del 2017 di 37 affiliati al clan Rinzivillo. Esso fece luce sull'ascesa della famiglia di Cosa Nostra, gelese, di Rinzivillo Salvatore, il quale, approfittando della carcerazione dei suoi fratelli Antonio e Crocifisso e dell'assenza sul territorio di uomini in grado di contrastare il carisma, riorganizzò il clan mafioso facendo leva sia su figure tradizionalmente appartenenti ad esso che su figure nuove ed emergenti che si erano messe a disposizione per assicurare il mantenimento in vita del clan. Nell'ambito quindi di questo procedimento emergeva prepotentemente il contegno di Grazio Ferrara, avvocato del Foro di Gela, il quale si distingueva come uomo di totale fiducia di Salvatore Rinzivillo sin dal 2016, quando il boss gelese lo aveva fatto contattare da un suo affiliato. Da quel momento in avanti Rinzivillo impartiva all'avvocato Ferrara degli ordini precisi per svolgere incombenze di cui lo stesso Rinzivillo non voleva occuparsene di persona e che andavano ben oltre gli incarichi forense. D'altronde delegare il suo fido avvocato nel contattare malavitosi era sicuramente per il boss più sicuro che mantenere rapporti con la loro gestione degli affari illeciti. Inoltre emergeva addirittura che Ferrara costituisse la longa manus del Rinzivillo negli affari intessuti dal boss gelese con Rinzivillo Luigi, di cui è diventato anche difensore di fiducia dopo l'arresto nell'ambito dell'operazione Extra Fine. Benedetto Rinzivillo, inteso come Peppe Ocurtu, con Collodoro Carmelo, esponente di Cosa Nostra gelese, con Santo Napoli, mafioso di Milazzo, con Rabito Paolo, uomo d'onore della famiglia di Salemi, autista degli esattori Nino Ignazio Salvo, con Roberto Salerno, un reggente della famiglia di Cosa Nostra di Vittoria. La disponibilità di Ferrara nei confronti del boss gelese si manifestava anche dopo la carcerazione del boss. Infatti è proprio al Ferrara che Rinzivillo Salvatore, approfittando del suo status di insospettabile legale, affidava il compito di fare uscire le sue ambasciate dal carcere, contenenti ordini ad altri esponenti della mafia ancora liberi sul territorio. Nel corso dell'indagine è anche stato rilevato che Ferrara faceva pervenire ai boss messaggi di sodali liberi attraverso l'esibizione di fogli manoscritti durante i colloqui in carcere, una modalità ingegnosa con la quale l'avvocato gelese pensava di eludere eventualmente intercettazioni ambientali a carico suo. Tra gli arrestati c'è da sottolineare quello di Giuseppe Incorvaia, un imprenditore licatese di cosmetici e profumi. Si metteva a disposizione per l'appunto del clan Rinzivillo Salvatore, che dal carcere faceva pervenire allo stesso Incorvaia precisi ordini, sempre per il tramite dell'avvocato Ferrara. Inoltre Incorvaia favoriva il boss gelese fornendogli il suo contributo per l'attivazione di attività economiche funzionali all'investimento e al riciclaggio di illeciti provenienti, avvalendosi anche in questo caso della figura dell'avvocato Ferrara.